Buonasera e ben trovati a questa puntata di Screenshot. I numeri purtroppo che riguardano il Covid continuano a salire, la situazione è complicata nella nostra regione, la zona gialla pare sia alle porte e si teme addirittura qualcosa di più. Proprio adesso che ci stiamo avviando verso il Natale, periodo tradizionalmente dedicato agli affari per quanto riguarda i ristoranti, per quanto riguarda i negozi, le vie dello shopping che purtroppo devono fare i conti con questo spettro all'orizzonte. Ne parliamo questa sera con Alberto Marchiori, presidente di Confcommercio Ascom Pordenone e anche però membro del CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, appunto a Bruxelles. Allora, Marchiori, qui stiamo parlando di zona gialla, di zona arancione, forse i colori sono tornati, speravamo che fosse un periodo che si appresta al Natale un pochino diverso, invece bisogna rifare i conti con questi termini. Sì, purtroppo bisogna fare ricorsi con questi termini perché c'è la quarta ondata e molto probabilmente se ci fossimo attenuti ai criteri indicati dagli scienziati, dai medici, noi oggi potremmo evitare di avere queste preoccupazioni che sono state anche aggravate da queste continue manifestazioni di una minoranza che ha diritto di protestare, ma non ha diritto di danneggiare il prossimo, non ha diritto di danneggiare il commercio per manifestare un proprio dissenso. Lo si può fare, per esempio, perché non fare una fiaccolata di sera quando i negozi sono chiusi? Perché volutamente si va a gravare su chi già ha sofferto un grave lockdown di quasi un anno e mezzo? Cioè, qui siamo veramente di fronte ad un atteggiamento arrogante ed ignorante nello stesso tempo. Noi siamo rispettosi delle opinioni degli altri, siamo rispettosi della libertà degli altri. Loro devono essere rispettosi della libertà, soprattutto di fare impresa, che ci viene impedita, che viene impedita nelle città come Milano, come Trieste, in piccola parte anche a Pordenone, in piccola parte a Gorizia. Cioè, diciamo che non se ne può più. Io spero che anche chi ha delle responsabilità di governo abbia la forza, la capacità di prendere decisioni nel rispetto della Costituzione, ma di farlo con maggiore determinazione. Fino adesso sono stati bravi, il Green Pass ha avuto una sua funzione, però se non è sufficiente che si metta l'obbligo o che si faccia come si sta facendo in Austria, troviamo una soluzione perché ne va della salute di tutti. Le manifestazioni, lo diceva un grande esperto di medicina sere fa, le manifestazioni rischiano di annullare i benefici del vaccino e allora non è possibile che si continui su questa strada. E in più stiamo subendo, le persone che seguono alla lettera le disposizioni di legge, subiscono delle angherie da parte di chi va in giro a fare provocazioni, come è capitato a me, ma come capita ad altri, e magari di essere anche denigrato sui social o minacciato. Non sono cose di un paese civile. Ognuno manifesti la propria idea correttamente, perché sennò non siamo più di fronte a no Green Pass, no vax, siamo di fronte a forme delinquenziali che vanno punite come tali. Sì, anche perché la malattia, diciamo, sul fronte sanitario si può trasformare in malattia economica, lo è già stato, però adesso un altro lockdown, un'altra chiusura sarebbe impensabile. Pensiamo proprio al mondo del commercio in un periodo così importante come quello che stiamo per affrontare. Certo che se si va in zona gialla o peggio in zona arancione, sono guai. Sì, io lo vorrei dire anche a quei dipendenti che giustamente hanno paura, hanno problemi. Si ricordino che se le aziende dove lavorano domani mattina tornassero a chiudere, soprattutto le micro e piccole imprese, quelle che noi rappresentiamo, che vanno in difficoltà con un non nulla anche a causa di una crisi che, come dire, remota, cioè, perdono il posto di lavoro. E allora questi signori, voglio dire, non contate sul reddito di cittadinanza, perché anche il reddito di cittadinanza va modificato, una cosa che ha un suo senso, ma non contate, o sull'indennità di disoccupazione. Adesso molti hanno preso il vizio di farsi assumere, farsi licenziare, portarsi a casa l'indennità di disoccupazione e lavorare in nero. Anche qua con i sindacati bisogna trovare
delle modalità nuove, alternative, perché questi comportamenti sono a danno della collettività. E allora, senso di responsabilità da parte di tutto, anche dei nostri dipendenti, che devono sapere che se la nostra azienda rischia il collasso o il tracollo, e anche loro rischiano fanno la stessa fine, perché i loro posti di lavoro sono a rischio. E quindi vorrei ricordare loro che un anno fa, quando eravamo tutti chiusi, come diceva lei prima, eravamo a casa terrorizzati, avevamo paura della nostra ombra, erano tutti preoccupati, tutti avevano paura di non prendere lo stipendio, di essere in cassa integrazione, quelli che potevano averla. E quelli che hanno avuto i morti? Parenti, amici. Era fantasia quella, cioè non c'era mica il vaccino lì da contestare, lì c'era la morte pura. Io ne sono stato vittima a mia volta e posso garantire che non auguro nemmeno al peggior nemico di potersi trovare in queste situazioni. Non si potevano nemmeno andare a trovare i malati, non si poteva nemmeno partecipare al funerale. Ricordiamoci queste cose, anzi ricordatevelo. Erano contesti forse diversi, però anche voi quando c'era da far sentire la vostra voce l'avete fatto anche andando in piazza, anche facendovi sentire e dicendo che il miglior vaccino all'epoca, quando il vaccino non c'era, era ritornare a lavorare, fateci lavorare. La domanda è in due fasi. La prima, se è pentito di essere quella volta andato in piazza, si poteva fare a meno, 1, 2, però non c'è alternativa al fatto che se si richiude è inutile fare manifestazioni. Certo, no, io non sono assolutamente pentito quella volta perché lo abbiamo fatto in modo molto ordinato, non al di là di qualche genio che è andato sulla stampa a dire che avevamo creato la pestilenza, non c'è stato nessun aggravio a seguito di quell'evento. Abbiamo chiesto il giusto perché non era provato che frequentando gli ambienti pubblici ci fosse una divulgazione del virus, ma altro, e quindi noi quella volta abbiamo manifestato, lo abbiamo fatto una volta a casa nostra e lo abbiamo fatto in modo dignitoso e lo abbiamo fatto di sera senza rompere le scatole a nessuno. Questa è la differenza tra noi e chi sta manifestando in questo momento. E anche in accordo, diciamo, con le forze dell'ordine all'epoca. Sicuramente sì, perché noi abbiamo rispetto delle forze dell'ordine e siamo alleati delle forze dell'ordine perché sono quelle che ci garantiscono come dire, l'esercizio delle nostre attività e con le quali noi abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione. Io personalmente, ma anche i nostri associati, si sentono rassicurati dalla presenza di una divisa. Ecco, mi pare che invece qualcuno abbia come dire, anche ferito le forze dell'ordine, che sono già mal pagate e che sono lì a rischiare la vita. Ecco, per quanto riguarda invece gli ultimi mesi, diciamo dall'entrata in vigore del vaccino, ci sono stati anche dei miglioramenti sensibili anche sul fronte dell'economia. Ecco, li avete riscontrati e naturalmente fermarsi in questo momento sarebbe annullare anche il vantaggio di questi ultimi mesi. Guardi, abbiamo presentato l'analisi congiunturale, è cresciuto l'ottimismo. I nostri imprenditori, nonostante tutto, hanno incominciato come dire, a ridarsi animo, coraggio. Abbiamo assistito addirittura all'apertura di nuovi negozi, altri li vedremo aprire a presto, soprattutto nella nostra città, per cui diciamo che sarebbe un peccato mortale bloccare questa ventata di ottimismo e di aumento del PIL a tutto campo. Ecco, per quanto riguarda invece i negozi, è chiaro che quelli più preoccupati in questo momento sono forse i negozi di abbigliamento, di calzature, i ristoranti, i bar. Ecco, una chiusura per loro in questo periodo sarebbe veramente un macigno. Beh, negozi di abbigliamento soffrono anche di un male, purtroppo chiamiamolo endemico, ma che noi confidiamo possa essere in parte superato o lenito con una serie di modalità che andremo ad attuare nella nostra regione, nelle nostre province, con i distretti del commercio, con progetti che favoriscono l'utilizzo del digitale e tante altre cose. Il settore ristorazione ha ripreso molto bene, i bar idem,
Peraltro, nonostante l'indicazione dei dati che abbiamo presentato, perché molti avevano chiuso, c'è una ripresa di aperture proprio in questo settore, sembra quasi che la gente non abbia mai mangiato. I ristoranti, le pizzerie sono pieni. Il lockdown probabilmente ha creato, come dire, questo effetto psicologico nei confronti delle persone che hanno voglia di sfogarsi, di divertirsi, di tornare alla vita normale. Non torniamo a togliere queste piacevolezze che a noi, alle nostre famiglie, va bene, sono costate molto care come rinuncia. Oggi ce le possiamo ripermettere. Tornare indietro sarebbe deleterio. Infatti anche il punto psicologico sicuramente è molto importante. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare con il presidente Marchiori di Covid, lockdown e quant'altro. A tra poco. Di nuovo insieme con Screenshot in compagnia di Alberto Marchiori, presidente di Confcommercio Ascom Pordenone e anche membro del CESE, il Comitato Economico Sociale Europeo che ha sede a Bruxelles. Io partirei proprio dall'Europa, ecco, vedendo questa situazione, diciamo l'Italia non sta bene, ma non è che in giro per l'Europa si stia meglio. Vediamo paesi anche confinanti con noi dove la situazione Covid è veramente drammatica. Anche la nostra vicinanza con loro potrebbe, insomma, crearci qualche grattacapo in più. Sicuramente sì, perché insomma è vero che le movimentazioni sono comunque rallentate, i voli, glielo dice uno che ha difficoltà a muoversi per andare a Bruxelles, ma è altrettanto vero che alcuni paesi europei hanno, come dire, anche quelli che pensavano che l'Italia fosse eccessivamente rigorosa, adesso stanno imitando l'Italia. E questo lo vorrei ricordare anche a quei signori che vanno in piazza, cioè il Presidente Draghi ha avuto la capacità, la lungimiranza di mettere le mani avanti e di attenuare fortemente quello che sta succedendo adesso nelle altre realtà, dove hanno abbassato la guardia e dove non hanno spinto alla vaccinazione. Il vaccino è l'unico antidoto a questa malattia deleteria. L'Austria addirittura ha preso dei provvedimenti rigorosissimi, il lockdown lo sta creando per i Novax, per i No Green Pass. La Germania, anche la Germania sta prendendo provvedimenti molto pesanti, la Francia in parte, l'Olanda che aveva, come dire, aperto tutto campo. Adesso si stanno tutti ricredendo e stanno seguendo il nostro esempio. E io mi dico, se non sia il caso addirittura, visto che Draghi è stato antesignano rispetto a questi signori, di chiedere all'Europa un adeguamento uniforme per tutti i Paesi membri, perché essere in Europa vuol dire anche avere tutte delle metodologie. La salute è un bene pubblico di tutti e quindi se siamo europei, siamolo anche in questo senso. Adottiamo delle misure che mettano in sicurezza tutti i nostri cittadini europei, non solo italiani. Lei sarebbe favorevole a un lockdown all'austriaca, quindi una non uscita di casa, di fatto se non per motivi di lavoro o di andare a fare la spesa per i non vaccinati? Gli austriaci, per l'amor del cielo, può sembrare esagerato, ma per quale motivo chi si è comportato correttamente ed ha consentito di poter vivere in una situazione di maggior tranquillità deve essere penalizzato? E non deve essere penalizzato invece chi li ha creati questi problemi? Cioè, io penso che l'Austria abbia ragionato in questo senso. Sono troppo rigidi. In Italia hanno fatto di tutto per spingere col Green Pass ad evitare queste azioni. Però la verità vera è che noi adesso andiamo in zona gialla, veniamo penalizzati tutti. Cioè, se abbiamo delle riduzioni sotto il profilo dell'operatività, è colpa di chi non ha avuto un comportamento corretto. E quindi per quale motivo devo pagare io che mi sono comportato correttamente?
Forse io non rischiavo facendo il vaccino? Cioè, non ho capito. Tutti quelli che hanno fatto il vaccino sono stupidi. Sono l'85, l'89% sono stupidi. Non hanno rischiato la vita. Cioè, tutti sapevamo e avevamo un timore. Io sfido chiunque a dire che non aveva timore quando ha fatto il vaccino. Però lo abbiamo fatto. Perché? Perché dovevamo metterci in sicurezza. L'ho fatto io, l'ho fatto mio figlio e tanti altri come me hanno ragionato. Sono la maggior parte degli italiani. Allora, per pochi, noi non possiamo subire dei danni. E quindi, se ci sarà una situazione di, come dire, peggioramento, a pagare il conto devono essere quelli che non si sono adeguati e non certo gli altri. Lei molto spesso è stato sempre critico con la politica quando serviva, in questo caso mi pare di capire che comunque appoggia quelle che sono state le decisioni, le scelte del nostro governo su questo fronte. In questo caso sì, in precedenza lo ero meno perché c'è stata molta titubanza, molta incertezza, per certi versi c'è ancora, perché per esempio il Green Pass sui mezzi pubblici non c'è, cioè ci sono delle lacune e io sono abituato correttamente a denunciare le cose che non vanno, ma quando ci sono le cose che vengono fatte correttamente bisogna riconoscerlo, cioè non ci si può mettere contro per partito preso. Cioè, io sono dell'avviso che le persone intelligenti che fanno le cose corrette vanno elogiate, anche se sono di una posizione politicamente diversa dalla tua, ti sono avverse per altre cose, ma se fanno le cose serie glielo devi riconoscere. E io correttamente penso di essermi sempre comportato così. A proposito di governo, fronte PNRR, sono tante le risorse che arriveranno sul territorio, anche il mondo del commercio naturalmente avrà la sua fetta, il mantra che dicono tutti è ci sono, bisogna spenderle bene, ecco, lei come la vede? Non sono, sono estremamente convinto che è così, ovviamente tutti hanno delle grandi aspettative, ma non è una diligenza da svaligiare. Il PNRR è un'opportunità che il nostro Paese ha, come altri Paesi dell'Europa, il nostro di più, per le situazioni che conosciamo di tipo economico, debitorio, però anche qua ci vuole una strategia. Noi, per esempio, ci siamo battuti e abbiamo lavorato per anni sul tema della rigenerazione urbana. Noi siamo stati promotori di un protocollo di intesa ANCI-Confcommercio a livello regionale nel 2014, nel 2015 l'abbiamo fatto a livello nazionale, nel 2019 è stato rinnovato. Bene, in questo momento il ministro Giovannini sta per fare approvare un DL che ci ha girato per fare eventuali emendamenti. Non voglio attribuirmi dei meriti che non ho, ma in questo caso la Confcommercio è riuscita ad incidere sul contenuto di quella legge. Quando vi andrete a leggere quella legge, se verrà promulgata così come ci è stata presentata, fermo restando degli aggiustamenti che ci saranno, contiene esattamente tutte le indicazioni che noi abbiamo dato insieme ad ANCI nazionale. E quindi questo, secondo noi, è un grosso vantaggio. Adesso l'attuazione di queste indicazioni con l'ausilio dei fondi del PNRR, ma anche degli altri fondi che esistevano già e che erano a disposizione nelle nostre regioni, tipo programmazione 21-27, fondi Polfes e altro, nonché tutti i bandi diretti, potranno implementare e darci la possibilità di rivitalizzare il nostro territorio. E quando parlo di territorio parlo di tutto il comparto economico, perché la città è il contenitore di tutte le tematiche di cui voi oggi sentite parlare. Digitalizzazione, ambiente, risparmio energetico, mobilità, accessibilità, riqualificazione, attività economiche, il terziario ovviamente che noi rappresentiamo, l'artigianato di servizio. Tutto questo rientra nel tema della rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana non è demolizione e costruzione, rigenerazione urbana è rilancio non solo
di tipo architettonico, qualitativo, ma anche socio-economico-culturale. Questo è quello alla base di tutto. Noi il 18 novembre saremo presenti a Milano all'edizione di Urban Promo, io sarò uno dei relatori, ci saranno illustri personaggi quali la direttrice del Ministero delle Infrastrutture, dottoressa Casagrande, il professor Tamini, esperto in distretti del commercio, e presenteremo anche in quell'occasione uno strumento che Confcommercio ha voluto mettere a disposizione di tutte le amministrazioni comunali d'Italia, oltre che per i propri funzionari, con un corso di alta formazione per gestori del PNRR e manager di distretto. Perché i distretti del commercio, anche Friuli Venezia Giulia si è dotata di distretti del commercio, Pordenone in particolare sarà la prima probabilmente a decollare, e questa sarà l'occasione per creare una struttura che non pensi e non punti solo all'utilizzo dei fondi del distretto del commercio, ma che ci metta nelle condizioni di poter partecipare a tutti i bandi, regionali, nazionali, europei. Una macchina da guerra per portare a casa soldi, ma soprattutto a monte per creare grande progettualità. E questo sarà a favore soprattutto dei piccoli comuni. Ecco, questa è l'intelaiatura che noi abbiamo dato e confidiamo di portarla a casa con come dire, l'appoggio di tutti i comuni di questa provincia. Sì, un sistema che funziona, che proprio qui a Pordenone ha dato dei risultati molto importanti, con dei bandi insomma da milioni di euro che hanno permesso in parte di realizzare quello che stava dicendo prima. Sì, non a caso diciamo che Comune di Pordenone e Ascom Pordenone sono stati i promotori di un progetto pilota che poi ha dato il via alla legge sviluppo impresa per la parte che riguarda tutte queste tematiche, rigenerazione, forestazione, attenzione per la detassazione a livello locale, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo nasce grazie a questo grande livello di collaborazione e che non ha legami di natura politica, partitica, ma ha legami fra gente che vuole bene al proprio territorio e che vuole dare un contributo al proprio territorio. Ecco, siamo quasi in conclusione di trasmissione, visto che si avvicina, come dicevo prima, il periodo del Natale. Come stanno i nostri centri storici, che sono sempre un po' il fiore all'occhiello, la bomboniera per dello shopping, si vede spesso, affitta, si vende, c'è molto turnover. Fanno fatica o stanno pian pianino reingranando? Beh, per quanto riguarda la nostra realtà c'è dicevo prima, un risveglio. Io spero che questo risveglio sia l'inizio di una nuova epopea del commercio, del terziario della nostra città, della nostra provincia, perché ovviamente non c'è solo il capoluogo, ci sono anche le altre realtà e noi dobbiamo lavorare per tutte le altre realtà, ma c'è più ottimismo e quindi io confido, compatibilmente con le disposizioni di legge che dovremmo rispettare, che il Natale venga trascorso, come dire, nel rispetto delle tradizioni, con maggiore attenzione, ma comunque ridandoci la speranza di tornare alla normalità. E allora, grazie ad Alberto Marchiori, presidente di Ascom Pordenone, per essere stato con noi questa sera, e speriamo proprio che insomma, i colori possano restare lontani ancora per un po'. Sicuramente sì, un augurio a tutti i telespettatori e grazie a Telefriuli per questa opportunità. Grazie, finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie anche a Chiara Miscoria per il supporto tecnico, l'appuntamento è per domani sera, arrivederci.